Il masso si trova in una zona impervia del Monte Ramaceto e con questo contributo abbiamo liberato insomma, il sentiero e reso transitabile questo sentiero. Arrivano direttamente da New York per riscoprire la terra di origine dei propri genitori e per ricevere di persona i ringraziamenti per una donazione che ha lasciato il segno in Val Fontana Buona. Tra i componenti della delegazione dell'Associazione dei Liguri del Mondo, guidata dal presidente Mario Menini, ci sarà anche la signora Vivian Cardia, figlia di Elsi Garaventa, emigrata da Rossi di Lumarzo nel secolo scorso. È stato per onorare la sua memoria che la signora Vivian, la figlia, ha contribuito in modo sostanziale alla donazione di quei 7.000 euro che hanno permesso di rendere più accessibile il cosiddetto masso di Cichero, la roccia con misteriose incisioni rupestri riscoperto lo scorso anno sulle falde del Monte Ramaceto. Tutta la delegazione arrivata in Liguria sarà accolta nella sala consigliare del comune di San Colombano Certenoli domani mattina a partire dalle 10. Successivamente, tempo permettendo, si farà una visita presso il Belvedere dei Prati di Cichero, dove verrà installata un cartello che ricorderà soprattutto Elsi Garaventa, la madre di Vivian Cardia. Nel pomeriggio alle 16 la giornata si concluderà con una visita al lascito cuneo di Calvari. Intanto proseguono gli studi e le ipotesi intorno al masso e alle sue incisioni. In primavera è previsto un nuovo sopralluogo che cercherà di fare luce sulle sue origini. Abbiamo parlato con un geologo docente universitario ora in pensione, si chiama Eugenio Andri. Gli abbiamo fatto vedere tutta la documentazione fotografica in nostro possesso e anche lui condivide con noi il fatto che gran parte di queste incisioni sono molto probabilmente di origine antropica. E lui si ripropone, appena il tempo lo permetterà, in primavera, di venire sul posto a dare un'occhiata, una controllata a questa cosa. Bisogna avere un attimo di pazienza perché ha 82 anni e non possiamo pretendere che venga su adesso, ecco.